Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici dell'oroscopo. E sì, con questo venerdì 14 gennaio ci avviciniamo alla fine di questa settimana, ma sempre con l'energia delle stelle di Radio.0 pronte ad accompagnarci anche oggi con le ultime novità. E allora iniziamo subito con il nostro oroscopo. Ariete, sul lavoro è arrivato il momento finalmente di presentare il progetto che più vi sta a cuore, ma dovrete crederci fino in fondo. Fate vedere agli altri di che pasta siete fatti. Applicatevi con scrupolo, con impegno e riuscirete finalmente a cacciare il ragno dal buco. Toro, sarete creativi e fantasiosi in giornata, potrete dare un'impronta ancora più coinvolgente anche alle relazioni. L'abbraccio con il partner poi sarà appassionato veramente. Ormai lo sapete, un programma quando meno ce lo si aspetta può prendere sempre una piega diversa, quindi attenzione. Gemelli, le stelle amiche del vostro cielo vi regaleranno ottime occasioni per volgere le cose a vostro favore, facendo leva su empatia, intuito e improvvisazione. Superando pregiudizi e stereotipi, poi scoprirete che accanto a voi si trova un amico davvero speciale. Cancro, con Giove che vi protegge dai pesci, il successo in un colloquio di lavoro o in un concorso potrebbe essere più probabile di quanto pensate. Rispetterete gli impegni già assunti, vi proietterete poi a cuor leggero anche verso nuove possibilità. Leone, per colpa di Urano avverso oggi dal Toro, pensateci bene prima di lasciare la vecchia via per la nuova, perché si sa quel che si lascia, ma non si sa mai cosa si trova poi. Mercurio è in opposizione in questo venerdì, non potete dire sempre tutto quello che pensate, quindi rischiereste, in particolare oggi, di ferire il partner. Vergine, avrete a che fare con diversi impegni in giornata, ma sarete così bravi che troverete subito il modo per sbrigarli in men che non si dica e avrete pure tempo per rilassarvi un po'. Nuovi equilibri si stabiliranno finalmente, grazie anche alla decisione di lasciare andare da parte vostra ciò che ormai è superato. Bilancia, la luna amica in Gemelli vi garantisce intuizioni preziose. Durante una serata tra amici farete degli incontri meravigliosi che vi riscalderanno il cuore. Questa bella luna vi donerà poi la fantasia per mettere a punto diversi progetti, Marte l'energia per realizzarli. Scorpione, se dovete fare qualcosa con attenzione, provateci, ma con Mercurio, nemico dall'Acquario, oggi la probabilità di commettere inesattezze e disattenzioni è veramente molto alta. Sempre a causa di Mercurio ostile, poi un familiare vi farà un appunto su una questione un po' personale, un po' spinosa dopo tutto. Sagittario, l'umore di oggi con la luna in Gemelli e quindi opposta non sarà proprio al top, come si dice. Un contrattempo in particolare purtroppo vi costringerà a cambiare i vostri piani all'ultimo momento. La situazione è così intricata che iniziare a fare qualsiasi cosa potrebbe essere azzardato. Pazienza però, nei prossimi giorni andrà meglio. Capricorno, grazie a Venere alleata nel vostro cielo sarete lusingati addirittura dalle dimostrazioni di stima da parte di una persona che non vi aspettavate e che considerate molto in gamba. Sono favoriti i contatti con gli stranieri, subirete infatti anche il fascino di culture un po' diverse dalla vostra. Acquario, con la luna solidale con Mercurio e Saturno in questo venerdì aiuterete anche con un solo gesto chi ha bisogno per il puro piacere di donare disinteressatamente. Se un'email non arriverà nei tempi previsti o una telefonata tarderà un pochino, non vi agitate, prendete piuttosto il ritardo con serenità. E chiudiamo infine con i pesci. La luna in Gemelli bisticcia oggi con Nettuno nel segno. Andrete quindi incontro agli altri con poca indulgenza e accoglierete con difficoltà alla fine i loro problemi e le fragilità. Quando la dolce metà poi si avvicinerà a voi, non siate ritrosi, anzi rassicuratela circa il vostro affetto, un gesto veramente molto importante. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle che vi augurano una buona giornata, un buon weekend e non dimentichiamo, buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0